Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su Watch Dogs, andiamo a godere. Merda a me, ok. Esplosione, qua non c'è un cazzo di nessuno, speriamo. Ok, relax, relax. Relax. Non c'è nessuno. No. Aspetta, c'ho il doppio, vaffanculo. Eccola qua. Ok. Cosa devo fare? Cazzo devo fare? Oddio. Non sto capendo, aspetta. No, aspetta un attimo. No, che sbagliato io. Allora, no, qua devo andare così. Beh, ah, ok. Ma so le fa. Ok. Ok. Ma che bella sta roba, mi gasano queste robe. Allora così, questo lo cazzi per così, questo così. Perché non va? Allora ragionamos. Ah, aspetta. Oddio, perché va così? Dovrei andare però. Perché non va? Ma porca troia, allora aspetta. Ah, ok. No, allora aspetta, scusami, sto cercando di capire, ma non è facile. Cioè non è facile, sono io un incoglionito, è chiaro. Ok. Ok, gol, non so come, ma sì, gol, vabbè. Ok. Quindi? Ci siamo. Ci siamo. Sono dentro. Bad boy. Cioè, nel CTOS? Di già. Oh, sono un figo io. Sto Cazzo. guardando la rete proprio ora. Adesso puoi accedere. E posso farlo anche io. Il profiler è online. Abbiamo i loschi segretucci di chiunque a portata di clic. Sta evidenziando roba di tutti i tipi del quartiere. Qualcosa potrebbe farmi comodo. Tieni d'occhio il traffico online. Potrebbero esserci dei fixer. Bambini. Li vedo, loro vedono me. Ok, devo andare. Io ho fatto abbastanza. Fammi rintracciare la chiamata. Ci sentiamo. Ciao amore. Ok. Oh, telefono, vecchio. Ehi, ho bisogno di un favore. Cioè? Ho Dimmi, fatto un vecchio. accordo con un cliente molto esigente, gli serve un autista. No. La storia è questa. Stamattina ho trovato Maurice che cercava di svignarsela dalla sua cameretta. Quindi devo spostarlo. Ora potrei passare la patata bollente a te, visto che lui è un tuo problema. Ma non è nel mio stile. Finisco sempre ciò che inizio e tutto quello che ti chiedo... Va bene. Ok. Lo faccio. No, beh, non voglio costringerti. Ho detto che lo faccio. Esattamente di che si tratta? È una consegna. Spostare un tizio. Che ci vuole? Però ricorda che c'è in ballo la mia reputazione. Sborsa una fortuna per avere il miglior autista di Chicago. Allora hai fortunato.
Va bene, allora aspetta un attimo. Ah, questi sono tutte le cose secondarie. Giochi in città. Fai da te, vabbè, queste stronzate qua. Campagna. Andiamo! Ce l'abbiamo, ecco. Vai, vai, Kuma. Ok. Che cazzo? No! Ma no, figlio, ma sono una pippa. Ho la macchina andata, è vero, con tutta la sparatoria che è stata prima. Che coglione. Questa. Voglio questa. Perché non me la prende? Oh. Fuck. Non ne vale la pena. Vai che andiamo. E si gode la la la. Vai che andiamo, vai che andiamo. Ah! Ok. Perfetto. Ma che c'è? Ah, cazzo, un fixer. Ho fatto troppo rumore nel loop. Mi ha trovato. Contatto online, cazzo. E ora devo trovarlo anch'io. Quindi Jordi cazzo dovrà vuol dire? aspettare. Cazzo è sta roba? Trova sto qua. Merda, aia. Sta piovendo? Contratto online. Essere hackerati. Un fixer rivela c'è stato un hacker online per quale serbatore di informazioni. Trova il fixer che ti sta hackerando sotto di te, sul tetto. Ok. Merda, cerca di entrare. Se risalgo alla fonte del segnale, forse lo trovo prima che violi il mio telefono. Chi è sto figlio di puttana? Non è l'hacker. Vabbè, più che non sia l'hacker, va inculato a mare. Non è l'hacker. Chi è sto mignottone? Dov'è il mignottone? Il mignottone, ragazzi, che cazzo? Ok, ho ristretto l'area di ricerca. Forza, Aiden. Trovalo in fretta. Perché non fai più attenzione? Dai, cazzo, dai. Ecco, Eccolo qua! Eccolo ora sei qua, mio. figlio. Che diavolo? Muovite, muovite, muovite. Uccidi proprio. No! Che mira di merda. Ma che pippa obesa. Ma che pippa obesa. Eccola la cagata. Eccola la cagata. Eccola la stronzata. E sono anche una macchina di merda. Ho anche una macchina di merda. Ma puttana miseria. Sta diluviando a cicche. Dai. Dai, hai dato la patente, che puttana detta mamma. Grande. Preso. Crepa. Un fixer in meno.
Ma quante ce ne Crepa. sono? Ok. He's really good. La tua notorietà indica quando sei noto nella comunità di Fixer. La notorietà nella competizione di Fixer e tratti online. Ok. Ho tirato l'attenzione di qualcuno. I Fixer sono mercenari. Lavorano a contratto. Vediamo un attimo. Allora, andiamo. Ok. Ma comprare vestiti, queste robe qua. Eccolo qua, vediamo qua. Vediamo. Sì, non ho un cazzo di escape, però. Per cercare. Questa non ci voleva. Se ricordo bene, per comunicare utilizzano la griglia. Vai, come devi pompare adesso. Guarda, però già per One è veramente una bella grafica, eh. Pensa per PC. Aia. Vai, come. Vai, 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 spingi la cannone. Merda. Aia. Parcheggiamo il bolide. Ha un culo perfetto. Da urlo. Sì, lo so, un culo Col perfetto, vestitino cazzo. corto con i tacchi è proprio Compra. Serve a niente? 300 dollari, sbagliamo un cazzo, non aveva dai. Non abbiamo niente da fare. Questa roba non rimarrà qui per sempre. Va a cagare. Vai. Vediamo se c'è qualcosa da fare, se no andiamo anche. Sblocca i punti di interesse. Dov'è il mio rifugio? Bancomat. Sblocca i punti. Nascondiglio. Ok. Andiamo a riposarci. Salviamo. Civile ucciso, io godo. Madonna. A gonfiare in sala. Aia. Diluvio cicaghiano, figlio. Ma ci ammazziamo tutti, vai! Vai, pompa vecchio, pompa. Na, 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 na. Da tutta l'altra parte della città, molto bene. Molto bene, si gode. Viene un po' da vomitare delle comendone in macchina, ma va bene. La macchina se ne sta andando, fio ufficiale. Potenza pura veneziana. Sono un pericolo pubblico.
Sono da ecco di qua. Corri fuori. Devo ricordarmi la porta adesso. Devo ricordarmi la porta. Sì, ho detto. È questa? Sì, it's really good. It's cool, man. Posso riposarmi? Perché non posso? Voglio riposarmi, a merda, a stronzo. Allora, statistiche. Ok. Sessione online, sfide. Niente, forse non posso riposarmi, non capisco, è una missione in corso, che cazzo ne so. Vabbè, raga, sotto il commendone veneziano stiamo andando bene, insomma, abbastanza avanti, non dico tanto, però insomma, siamo, vediamo le statistiche, progressi, 3%, direi che è positivo, statistiche, livello... siamo ancora abbastanza... siamo proprio all'inizio, ma chiaramente me lo voglio anche un po' godere sto gioco, non voglio proprio finirlo subito. Comunque sono 20 ore di gioco, però mi sta piacendo, è molto originale, ecco, secondo me. Chiaramente magari non è quel capolavoro che avevano detto, però sicuramente è un gioco da comprare, secondo me. Questo è il mio consiglio comendiano. Raga, un saluto da Ucumendon Veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.